Il Veneto è terra di eccellenze e fin qui lo sappiamo tutti, ma è anche terra di emergenze dove calamità naturali e piaghe che di naturale hanno ben poco rendono molto movimentata la vita dalle Dolomiti al Po. Lo conferma anche Angelo Borrelli, capo nazionale della Protezione Civile, presente alle celebrazioni padovane per i 158 anni dell'esercito italiano. Il legame fra volontari ed esercito è ancora più forte se pensiamo che gli unici ad avere le spalle larghe sotto il profilo dei mezzi e delle attrezzature sono in questo momento storico proprio i militari, con i quali la Protezione Civile collabora strettamente in ogni situazione. Purtroppo il Veneto è un territorio particolarmente esposto al rischio idrogeologico e idraulico, ma come ricordava lei c'è tutto il tema ambientale. È per questo che voglio ringraziare la Regione per l'investimento che ha fatto sull'organizzazione di un sistema di protezione civile efficiente e per il lavoro che fa costantemente. E il Veneto, con il suo tessuto produttivo, si trova sempre più spesso a dover fronteggiare le ricadute ambientali, d'emergenza e storiche della sua potente industrializzazione. Il ruolo della protezione civile deve essere non soltanto nella gestione dell'emergenza, ricordiamo che in questo territorio c'è l'emergenza dovuta al FAS o deve essere anche invece rivolta all'attività di prevenzione, quindi con la Regione si stanno facendo tutta una serie di iniziative, di disposizioni, di circolari per limitare il rischio ambientale e governare questa conseguenza dell'industrializzazione che in questo territorio è particolarmente presente. Dalle alluvioni alle tempeste, passando per emergenze d'ogni genere, anche la Regione sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Protezione Civile. Abbiamo tutti i tipi di rischio in questa regione, però siamo preparati per affrontarli e lo abbiamo dimostrato con la tempesta Vaia. Abbiamo messo in moto il sistema di protezione civile che comprende sicuramente tutti i volontari, sono 18.000 di protezione civile molto preparati del Veneto, ma anche tutta una serie di altre strutture. Ovviamente i vigili del fuoco, come non pensare a loro, che sono i primi che intervengono, le forze dell'ordine, ma all'interno del sistema di protezione civile c'è anche l'esercito.